al salotto. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso per scaldarci, perché stiamo sfidando le intemperie e stiamo sfidando, diciamo, questo maggio che così è pazzerello come una volta era marzo, però diciamo lo facciamo anche perché siamo qui al Lab in Piazza Vittorio, ma contemporaneamente siamo in diretta streaming, quindi potrebbero sentirci ovunque. Poi andremo su Radio Flash, su Radio Città Futura per farvi ascoltare questi artisti e questi personaggi che questa sera ci verranno a trovare. Tanto per cominciare, signori, ho qui al mio fianco un maître à penser della musica italiana e torinese, soprattutto un discografico, perché tu facevi i propri dischi una volta quando si facevano i dischi. Bei tempi, bei tempi. Signore e signori, lo scopriremo durante tutto il salotto. Ho qui al mio fianco Giulio Tedeschi e Toast Records, ma insomma andremo poi più nel dettaglio, perché tu ne hai fatte veramente di cotte e di crude. Specialmente di crude. Perché poi si scopre che è una cosa migliore. Poi stasera avremo modo di sentire musiche, diciamo, anche un po' sognanti, un po' oniriche, perché del resto il nome è quello. Onirico, bravo. onirico, Hai messo il dito nella piaga. anche un po' cinematografico, perché ho visto nella sua biografia che è implicato con questioni cinematografiche. Avremo poi un pop particolare che è quello dei Cobram, ma adesso che sono già lì, diciamo, freschi anche loro, che col tempo di stasera sono lì che aspettano, ma a questo punto è già pronto, che ci sta guardando in camera come dire: ma cosa devo fare? Signori e signori, è venuto a trovarci qui e sono molto contento, perché lui è un cantautore che ha fatto sempre delle cose, ma adesso non le scopriamo. Signori e signori, Riccardo Davino, e facciamoglielo con la sua band. Riccardo, benvenuto. Allora, io ho visto anche, come dire, nel tuo curriculum ci sono esperienze importanti, Sanremo Giovani che abbiamo condiviso, che sono esperienze che anch'io ho fatto anni prima, chiaramente, molti anni quando potevo fare Sanremo Giovani, Castrocaro, però comunque poi, diciamo, trasversale, perché poi i concerti nei posti anche, come dire, in ogni buco che puoi trovare. ovunque, come deve essere, giustamente. Allora, è uscito da poco un tuo nuovo lavoro, è uscito un mesetto fa più o meno, stiamo parlando di Presa di incoscienza, che qua già potrebbe essere una presa di coscienza, quella di essere incoscienti, ma anche lì non voglio rompergli le balle prima, perché forse ascolteremo subito qualcosa e poi andiamo più nel dettaglio. Con cosa cominciamo, Riccardo? Cominciamo con il primo singolo estratto da questo album che si chiama... Allora lo so, aspetta, posso dirlo io, Dillo attenzione. Tutto nel mio nome. Sì. Tutto nel mio nome, Riccardo Davino, qui al salotto. Grazie. Sono nato in quella parte del mondo dove è nata la civiltà, dove è nata la democrazia, dove è nata la libertà, mentre invece la tua parte di mondo è nemica della società, è nemica dei valori e della gente onesta, è nemica della realtà. Io non posso far pace con chi non la conosce, superiore non mi sentirò, ma mi convinco che io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra. Sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono le polveri sottili nell'aria, sono il controllo dell'informazione, sono la crescita del PIL nella mia nazione, è tutto nel mio nome. Mi dispiace che non vivo nel mondo che ho sognato da quando ero bambino. Sono cresciuto ed ora non ho bisogno di altri ostacoli sul mio cammino. Ho bisogno di vedervi bruciare, ho bisogno di mangiarvi la terra, ho bisogno di sedermi sul mio divano, ho bisogno dell'effetto serra. Io non posso far luce su ciò che voglio spento, riflettori solo su di me, che son convinto che io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra, sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono la fame di milioni di morti, i soldi persi di ogni donazione, sono il messaggio di speranza di una canzone, è tutto nel mio nome. Tutto nel mio nome. Sono i governi che hanno salvato le banche,
sono i milioni di disoccupati, sono i ragazzi che si fanno saltare in aria di barconi pieni di immigrati, sono i bambini nati senza nessuno, sono il livello degli oceani in aumento, sono le cose che oramai non mi riguardano, ora che mi addormento. Io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra, sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono le fluidi sottili nell'aria, sono il controllo dell'informazione, sono la crescita del PIL nella mia nazione. Io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra, sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono la fame di milioni di morti, i soldi persi di ogni donazione, sono il messaggio di speranza e di una canzone, è tutto nel mio nome. Riccardo Davino, tutto nel mio nome. Questo è il primo estratto da Presa di Incoscienza, che è il tuo ultimo lavoro, però insomma io... Un vero cantautore impegnato, direi. Un vero cantautore impegnato, che tu hai come già... si sarebbe detto una volta. Sì. Adesso non si usa Impegnato più. al Non contrario, si- potrei dire. Disimpegnato, quindi, no? Impegnato verso me stesso invece che verso il resto. Verso il resto. Potremmo dire. Egoista. Egoista di merda. Senti, ma è già questo scambio qui ce l'avete già avuto all'incirca 4 anni fa, quando hai incontrato sì. per la prima volta Giulio Tadei? È già Sì, successo? sì, l'ho vagamente me lo trascinato ricordo. da bambino su un palco. Questo signore me lo ricordo vagamente. Te lo ricordi? Ti ricordi com'era andata, diciamo, in che circostanze? Malissimo. No. No. No, è andata bene. Eravamo al Maglio. Sì. Ah, al Maglio. Si era arrangiato abbastanza. Tu Sì, come Aveva al solito fatto il possibile. eri al Maglio, e però chiaramente stavi presentando un altro lavoro, perché erano insomma anni or sono. Sì, stavo presentando il mio precedente disco, Ritorno al silenzio. Sì. Ritorno, sì. Senti, di questo brano qui hai fatto anche un videoclip, ricordiamolo, che è disponibile, diciamo, su YouTube, si può vedere tranquillamente, e come se ti occupi anche, diciamo, della scrittura dei videoclip, sei uno di quegli artisti che vuole avere il controllo su tutto, o hai dei buoni amici, com'è? No, del videoclip ancora no, tutto il resto già il controllo qua sui musicisti. Come Poi chiediamo loro, però, poi chiediamo. ma lo sanno. No, il videoclip è stato diretto da Simone Visconti, che vorrei salutare, un bravissimo regista qua di Torino. Sì. E quindi sì, l'idea, anche il soggetto e la sceneggiatura sono stati suoi. Sicuramente è stata un'idea molto interessante per questo tipo di canzone. Senti, e adesso continuiamo, immagino, con l'esplorazione di questo tuo ultimo lavoro. Qual è il prossimo brano? Il prossimo si chiama Inno alla noia. Inno alla noia. Abbiamo qui Riccardo Davino al Salotto di Mao. Verso di te provo un fortissimo sentimento che si chiama noia. Più lo nascondo e più lo sento dentro, ed è incredibile, sai. Mi conto che in questo momento tu stai provando lo stesso per me. Portami via quello che adesso noi stiamo vivendo, inaspettata gioia. E le parole che ci stiamo dicendo sono inutili ormai. Sappiamo bene dove stiamo correndo, anche se il nostro traguardo non c'è. E siamo liberi di esprimerci, pieni di monotonia. Io che sbadiglio e penso non mi sembra vero. E siamo liberi di illuderci in questa ipocrita follia, dove ci siamo costruiti un mondo intero. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di questa idea di te.
nessuno me la toglie più dalla testa ed è incredibile, sai, che tu riesca ad essere così onesta, il tuo essere ciò che non sei, e siamo liberi di esprimerci, pieni di monotonia. Io che sbadiglio e penso non mi sembra vero, e siamo liberi di illuderci in questa ipocrita follia, dove ci siamo costruiti un mondo intero. Siamo liberi di esprimerci, pieni di monotonia. Io che sbadiglio e penso non mi sembra vero, e siamo liberi di illuderci in questa ipocrita follia, dove ci siamo costruiti un mondo intero, un mondo intero. Grazie. Riccardo Davino. Allora, questo era un altro brano sempre preso da questo Presa di Incoscienza. Abbiamo così accennato intanto prima l'incontro che hai avuto qualche anno fa con Giulio Tedeschi, però io ti chiederei, visto che hai anche parlato della band e del rapporto che hai, diciamo così, democratico con Certo. i tuoi compari della band, presentaci chi è che ti accompagna questa sera qui sul palco del Lab. Anzi, salutiamo anche quelli che ti salutano in diretta streaming, vero Sergione? Saluto Aldo ci anch'io saluta, tantissimo. e altra gente che ci segue. Adesso interromperemo il collegamento, ma poi insomma ci sarà la possibilità di sentirlo in radio e quant'altro. Scusami, prego a te la presentazione. Questi straordinari ragazzi sono Max Golisano al basso, che questa sera eccezionalmente al contrabbasso elettrico. Stasera contrabbasso elettrico. Come vedi, perché siamo fini. Alla batteria abbiamo Igor Dezzutto e alle tastiere Francesco Gianetto. Oh, questi diciamo i tuoi sodali in questa avventura che è iniziata da poco, di questo nuovo diciamo, lavoro che hai realizzato.